Siamo senza matrimoni. Il quarto in un mese? Trento. L'Aquilotto nazionale, che più che Aquilotto diciamo è l'Alberto Volante, perché Aquilotto non ci piace tanto, ci rievoca un po' una cuginanza non troppo diciamo da enfatizzare. Certo. Questo pomeriggio Edo e Roberta Latina, domani pomeriggio Simona e Alessandro da Saporetti, grandissimi in Bermuda, massima ostentazione positiva. E secondo te sto male, giovedì pomeriggio giornata libera come le maestranze, prendi il teutonico, te ne vai a Grinfocca, ti fai un bagnetto in piscina, ti vesti da pupazzo e te ne vai al matrimonio con soli 32 gradi in zona pontina. Ma secondo te sto male? Poi purtroppo tocca dormire al mare perché domani ce n'è un altro. Abbiamo fatto il ponte, ma i matrimoni sono importanti, sono un impegno, sono il segno, il segnale che c'è ancora voglia di fare, di costruire, di impegnarsi anche nei momenti difficili, e questo a noi piace molto. Dai, gira. La destra è libera negli Stati Uniti, qui siamo a Grinfocca, Inghilterra almeno, no? Anglosassone. Nel campo per aprire il cancello. Nel campo per aprire il cancello, chiudo il video e poi io la vetta.